Finisce 1-1 il derby di ritorno di Coppa Italia tra Nurese e Taloro Gavoi, un pareggio che manda i verdi-azzurri ai quarti di finale. La cronaca. Nel primo tempo il Taloro è più intraprendente, dopo un buon inizio della Nurese prende in mano il pallino del gioco. La Nurese va vicino al vantaggio con Coco, lanciato da Bono in aria e anticipato di un soffio da Silvetti. È il 19esimo. I rossoblù però non demordono e con Piras che si invola sulla destra crossano al centro, De Liperi anticipa di un soffio Sanna solo in area di rigore. Il Taloro sfiora l'1-0 con Pinna che dalla sinistra coglie un clamoroso palo a portiere battuto. È il 23esimo e il gol sembra maturo. Il Taloro al 25esimo infatti passa in vantaggio con Cherchi che sfrutta un contropiede micidiale su un corner a favore della Nuorese. Ripartenza rapida dei rossoblù con la Nuorese sbilanciata. La palla arriva a Cherchi che dalla sinistra infila De Liperi con un bolide a fil di palo. La Nuorese reagisce e prova a fare la partita. Al 38esimo Frongia su punizione costringe Zani alla deviazione in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Usai di testa da ottima posizione manda fuori. Nella ripresa la Nuorese cerca con insistenza la via del pareggio. Al sesto Falchi, subentrato a Sanna, servito da Coco, calcia alto. Il Taloro esce fuori dal guscio e all'11esimo Fadda viene anticipato in corner da Namani. Ma la Nuorese vuole a tutti i costi l'1-1. Balzano, ben servito da Satta, viene fermato solo davanti a Zani in dubbio fuorigioco, il 15esimo. Su una ripartenza ci prova ancora Puddu che chiude con un tiro di poco alto una bella manovra della Nuorese. Il Taloro al 26esimo rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Satta per un fallo da dietro su Falchi. Una decisione troppo severa, ma al 34esimo la Nuorese pareggia sugli sviluppi di un corner. La palla viene schiacciata di testa da Falchi e arriva a Namani, che da due passi infila l'incolpevole Zani. La Nuorese vuole chiudere la pratica, bella azione di Coco che viene fermato da Pinna fallosamente al limite dell'aria. È il 39esimo, seconda ammonizione per il giocatore del Taloro e rossoblù in 9. La punizione di Alessandri finisce alta. Il centrocampista verde-azzurro viene espulso alcuni minuti dopo per 2 ammonizioni rimediate in 10 secondi. Al 46esimo il Taloro Maidomo sfiora il 2-1 con Fadda che di testa costringe De Liperi al miracolo.